Olga Bisera, benvenuta a Ci vediamo a Via Veneto. Grazie, con molto piacere perché ho visto altre puntate e ho detto sì, questo va fatto. Per noi è un piacere, tu sei un'attrice cinematografica, una giornalista, una scrittrice, lo vediamo dai libri, sono tanti. Ma partiamo dall'ambientazione. Le piace Via Veneto e che ricordi le evoca? Un grande ricordo perché Via Veneto era il punto dell'universo quando arrivai dall'America negli anni 70, era Dolce Vita, ai tempi di Dolce Vita, dei jet set internazionali, dei personaggi del cinema hollywoodiano che si era trasferito qua, perciò il Harris Bar era proprio il cuore di Via Veneto. Questo è una ragione, che è il posto che mi piace e vedo che è sempre vivo e ha conservato il suo fascino di una volta. Ma il punto più interessante è quello, sono legata molto a questo punto, a questo locale, perché ho incontrato l'uomo della mia vita che è Luciano Martino. Allora è veramente una domanda. Assolutamente per me è un luogo forse più importante di Roma. Davvero, è una confessione prima volta che la faccio. Ma possiamo sapere, insomma, un attimo, come è avvenuto questo? Guarda, io 30 anni prima avevo fatto un film con lui e ci siamo conosciuti, però eravamo occupati tutti e due con i reciproci fidanzati. 30 anni dopo ci siamo rivisti proprio qua a cena e lì è scattata la scintilla di una love story che è durata 10 anni fino proprio alla sua scomparsa. Immagino che tutti i suoi libri vogliano dire tante storie e in tema di amore c'è qualcuno che si è pazzamente innamorato di lei e penso che sia dice tanti, in particolare un militare, un rivoluzionario, Gheddafi. No, ma assolutamente no, questo è un gossip che non sta in piedi assolutamente. Gheddafi appartiene a una catena di personaggi che io ho intervistato quando ho deciso di abbandonare il come cinema come giornalista e ovviamente era un po' una provocazione, volevo parlare del suo libro Ho sedotto il potere. Ho sedotto il titolo, l'ha scelto Gremese, l'editore. Io non ero molto d'accordo perché è equivoco, ma la seduzione nel senso di convincere quegli personaggi a pensarla in modo diverso, cioè sedurli, ecco, tra virgolette, di pensarla in modo più positivo nel contesto della pace nel mondo. Qual è stato il personaggio più difficile da sedurre? Sicuramente Gheddafi. Ecco, allora sì, perché non era un personaggio comodo, non era un personaggio facile, aveva un po' delle sue patologie e uno lo doveva prendere proprio con le pinze. Come è riuscita? Sono riuscita perché all'epoca io avevo un'amicizia con Bettino Craxi, il quale era molto amico suo. Loro erano simpatizzavano uno per l'altro anche dal punto di vista politico e era un po' raccomandata quando andai per la prima intervista attraverso Arafat, insomma tutto un giro pazzesco per arrivare a questi personaggi che era veramente impossibile intervistarli. E allora quando ho visto il pericolo, perché lui sempre faceva l'approccio alle donne, aveva soprattutto un'ex attrice che era il caso mio, allora io ho pronunciato la parola magica, quella di allora la domanda di non era Bettino Craxi, sbagliata e lì si è bloccato tutto, anzi ha voluto che diventassimo amici. Mi ha offerto pure se potevo e volevo fare un po' di spionaggio tra virgolette per lui, cose insomma solite che i medio orientali cercano di coinvolgerti, cosa che io non ho mai voluto accettare. Gli ho detto semplicemente io faccio un altro lavoro, non saprei fare il lavoro della spia perché sicuramente finirei male come quell'attrice francese. C'era un'attrice francese, non so come si chiama. A proposito di spia, lei ha fatto la Bond Girl. È quindi, una piccola cosa però quello sì, una bella esperienza perché ho conosciuto un gran gentleman che era Roger Moore e ci siamo divertiti a fare la nostra parte, la mia era piccolissima, però cosa curiosa che da allora tutte le Bond Girls, anche quelle piccole partecipazioni come era la mia,
ci invitano in tutto il mondo e adesso partiamo io, la Boucher e la Ora. Ursula Andress a Londra, che si fa questo autographic show delle Bond Girls. E insomma è una cosa che ci rende molto di più di tanti film da protagonista che uno ha fatto. Strano, è rimasta come un'icona. Sicuramente il film Bond è rimasto La spia che mi amava, un cult movie, la spia che mi amava. La spia che mi amava. No, i film del James Bond sono sicuramente un cult, quello attrae e continua a attirare gli ammiratori di tutto il mondo, è una cosa incredibile per vedere come si svolge questo. Tutto il giorno fare gli autografi, la gente che viene da tutte le parti è fantastico. Ha parlato di Barbara, l'amicizia nella sua vita. L'amicizia è difficile nel nostro mondo. Io, siccome non ero molto ambiziosa a fare l'attrice, tanto è vero che a un certo punto me ne sono andata e ho cambiato il mestiere perché mi sentivo stretta il set cinematografico, c'erano troppe battaglie, troppe concorrenze, troppi compromessi, non facevano per me. E amicizia lì non è possibile veramente, è un po' amicizia falsa che non conta come amicizia vera. Dopo, come giornalista, sono riuscita a farmi delle amicizie e oggi sono circondata dagli amici ed è una delle cose più belle che ho oggi. Oltre ai miei due cuccioletti, E chi sono? due volpini, Sushi e Jimmy. Sono due volpini che sono la mia famiglia, che fanno parte della mia vita. E oltre ai pochi amici come Saverio Valone, che vedremo fra poco, penso. Ma sa una cosa curiosa? Lo avremo presto, ci vediamo. Ma una cosa curiosa, Haris Bar ha anche legato un altro ricordo a Ralph Vallone. Quando arrivai dall'America, perché io di origine jugoslava ebbi un contratto con la Columbia Pictures e dopo 3 anni tornai a Roma e avevo un agente americano che era agente anche di Raffalone, il quale mi raccomandò calorosamente a Raff, che io a Roma non c'ero mai stata, e mi venne a prendere proprio qua in albergo vicino a Victoria Hotel e siamo venuti qua a prendere un drink, una cosa. Da allora ho cominciato a fare la parte della sua famiglia, perché con Elena Varzi, una donna fantastica, con Saverio che era un ragazzino, con altre 2 sorelle, insomma veramente sono stata più a casa loro che a casa mia e perciò anche da quel lato questo luogo mi lega sentimentalmente a questa città. Una domanda diciamo conclusiva, il filo conduttore che hanno i suoi numerosi libri, filo conduttore, quindi quello che vuole comunicare? Allora, sì, il leitmotiv dei libri è un po' la mia vita. Io non mi considero una scrittrice, per quanto ho scritto una decina di libri senza volerlo così. Sono usciti per le mie esperienze straordinarie davvero, tra cui anche ho preso il brevetto di pilota d'aereo per vincere la paura di volare. Ho fatto giornalismo così, mi sono improvvisata e l'ho fatto alla grande, devo dire, modestamente. Sono riuscita a intervistare quasi tutti i capi di Stato del Medio Oriente, mi sono specializzata su quel settore. E perciò il leitmotiv sono i miei incontri, le mie vicissitudini, le mie storie con questi personaggi. Non sono io centro non sono io protagonista, non sono protagonisti i personaggi, gli altri ovviamente, il spotlight va su di loro. Con il suo punto di E vista. poi ovviamente 2 libri che ho dedicato al mio compagno Luciano Martino, è l'uomo che ha sostituito un po' nel mio cuore, nella mia mente, il mio padre che non ho mai conosciuto, non ho mai avuto, e quello è il mio talone d'Achille dal punto di vista sentimentale, e lo incontrai qua fino a pochi anni fa, eravamo uniti, oggi mi manca molto. E alcuni libri ho dedicato a lui, abbiamo dedicato anche un premio Luciano Martino a lui. Io vivo oggi per i miei cuccioli, i miei amici e per mantenere viva la memoria di Luciano Martino. Questo è il mio compito. Il suo sogno nel cassetto. Ma guarda, il sogno del cassetto sì, è legato sempre a Luciano Martino. Lui era un produttore, avevamo lavorato insieme, anche io ho fatto la produttrice esecutiva nei suoi film,
L'ultimo film che voleva fare in Kenya, che li abbiamo girati proprio in Africa, gli ultimi film, lui voleva fare questo film, non ha fatto in tempo. Io sto tentando con tutte le mie forze, la cosa impossibile, difficile, se si realizza, è con Franco Nero, Vanessa Redgrave. Sì, è una cosa molto molto bella, una storia bella, e poi Luciano aveva il fiuto per i film di successo e spero di convincere qualche produttore o alla Rai o indipendente che mi aiuterà a realizzare questo sogno nel cassetto, che era anche di Luciano. No, bel lancio da Via Veneto questo. È una mission impossible. Ci porterà fortuna, visto che questo posto mi ha portato sempre fortuna, mi auguro anche questa volta. Un bel primo piano sul sorriso di Olga Bisera e grazie di essere stata con noi. Grazie a te, è una magnifica idea. Continuate, invitiamo tutta Roma, insomma, questo luogo. Grazie ad Olga. Alla prossima. Grazie a te, cara.